Innanzitutto buongiorno, in questo momento stiamo per salire sulla Vernasca, siamo oggi ben in 5, non siamo più solo in 2 o da solo, perciò ora faremo la prima salita con calma per far conoscere la strada a chi non l'ha mai fatta. Adesso vediamo di riscaldare un po' le gomme. Facciamo una salita abbastanza con calma, giusto per scaldare un pochino le gomme. Intanto faccio vedere le traiettorie a quello che ho dietro che non l'ha mai fatta. Oh, andavi su bene, eh? Che ho detto, ma sì, dai, la faccio con calma, però neanche troppo. Fatta comunque abbastanza. Beh, un po' andando. Avere davanti qualcuno che. Basta che segui le linee. Vabbè, che l'ho fatto una volta. Adesso cominciamo a scendere.
e andiamo verso il Morfasso a fare un'altra strada che è un po' più larga dalla Vernasca, per andare a fare anche qualche fotina bella. Tra l'altro sul tornante ci sono pure quelli di Bigmod che fanno le foto, quindi se viene bella che la prendo ve la metterò a schermo. Perché? Perché? Entro in tornante in traverso io. So. Hai visto che io a entrare nei tornanti in discesa ho il dietro che fa così, perché entro in traverso. Lo so, è più complicato. Ma gli altri due? Ma dov'è? 1 hour later. Me la ricordo un po' meno, è un po' che non la faccio. Mi ricordo che c'erano le curve, alcune che erano un po' dislivellate, diciamo. Sì, non è proprio il massimo come strada, è molto dislivellata, si continua a rimbalzare. Ci sono un po' di buche anche. Ma c'è la diga imponente.
qua c'è il cantiere. Certo che me la ricordavo un pelino meglio, come asfalto.